Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Catania, città senza fogne, solo il 20% delle abitazioni è collegato alla rete fognaria, i liquami finiscono in mare, ma tutta la Sicilia ha impianti incompleti e inadeguati, il dato nel report del Commissario Nazionale per la Depurazione. C'è paura a Melilli per le conseguenze sulla salute dopo la pioggia anomala causata da un problema agli impianti della raffineria ISAB Sud di Priolo che sono stati sequestrati dalla Procura. Adesso la Regione chiede verifiche all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente sulla qualità dell'aria. Nuove testimonianze sull'affondamento del Beisan, costato 7 morti a Porticello nel Palermitano. Il vento avrebbe aperto le vele dell'imbarcazione. Avola procedimento disciplinare per il dirigente del pronto soccorso dove un paziente è stato dimesso come Scassamaroni, inchiesta anche dell'Ordine dei Medici. Salgono le quotazioni del caffè e i rialzi delle materie prime si ripercuotono sul prezzo della tazzina al bar, che va verso i 2 euro. Antonello Venditti chiede pubblicamente scusa per le offese alla ragazza disabile che nei giorni scorsi hanno scatenato polemiche sui social. Lo fa dal palco di Catania prima del concerto davanti a 5.000 fan alla Villa Bellini. Calciomercato, sprint finale per le squadre siciliane. Leduron è il nuovo attaccante del Palermo. Poker di acquisti per il Catania, con gli attaccanti inglese Stoppa, anche il centrocampista De Rose e il difensore Gega. Bentrovati. A Catania la rete fognaria è quasi inesistente, solo il 20% dei cittadini è collegato, i liquami finiscono in mare o nella lava sottostante. Tutta la Sicilia ha impianti incompleti e inadeguati. Analogo problema esiste in misura minore anche in altre regioni, con la conseguenza che da 10 anni l'Italia paga multe salatissime all'Europa. Adelaide Barbagallo. A Catania solo il 20% dei cittadini è allacciato a una rete fognaria ed è gravissimo per una serie di motivi. Per l'inquinamento ambientale che ne deriva, per le acque che se fossero depurate potrebbero essere utilizzate in agricoltura e nell'industria e poi perché tutto ciò costa allo Stato italiano tantissimo. L'Italia, e la Sicilia vi concorre in maniera pesante, da 10 anni paga all'Europa milioni di euro per questo tipo di infrazione. 5 euro al giorno per ogni abitante che non è allacciato alla rete fognaria. Tradotto in soldi? 50 milioni l'anno. A Catania dunque i liquami vengono scaricati o in mare o nella lava sottostante le fondamenta. Una situazione davvero insostenibile e scandalosa se si considera che dei 650 milioni stanziati in 9 anni ne sono stati utilizzati appena 90. E c'è un'altra brutta notizia a darla il commissario nazionale per la depurazione Fabio Fatuzzo. I progetti che riguardano l'allacciante del tragitto lungo la costa di Catania e quello dei paesi pedemontani non sono risultati adatti e dai 22 milioni previsti si calcola ne serviranno 120. Tutto fermo? No. Tra un anno potrebbero partire le gare e i lavori che riguarderanno la rete fognaria della zona Viale 20 Settembre, Corso Italia, Piazza Europa e strade limitrofe. Entro il 25 noi affideremo in gara a Invitalia tutti gli interventi di Catania. Tempi non proprio brevi. Sono invece in fase di completamento gli interventi a Caltagirone e Adrano. Le acque depurate potranno essere utilizzate dagli agricoltori della piana di Catania. In Sicilia, unico esempio di impianto virtuoso di utilizzo alternativo delle acque depurate per l'agricoltura è quello di Castelvetrano. Con un semplice tubo, queste vengono direttamente collegate al consorzio che poi le distribuisce nei campi. Un'inchiesta amministrativa, oltre a quella della Procura di Siracusa sulla pioggia oleosa di Melilli. La Regione ha chiesto una relazione all'ARPA sul malfunzionamento degli impianti della raffineria ISAB Sud. Manlio Viola. L'eterno dilemma fra tutela dei livelli occupazionali e difesa dell'ambiente, una scelta impossibile da fare, ma che torna protagonista nella vicenda della pioggia oleosa da Città Giardino a Belvedere, aree residenziali fra Melilli e Siracusa. Dopo il sequestro degli impianti topping della raffineria ISAB Sud di Priolo, disposto dalla Procura che vuole accertare correlazioni fra la produzione e l'evento anomalo, scende in campo anche la Regione con quella che potrebbe diventare un'inchiesta amministrativa. Presidenza e Assessorato regionale al territorio e ambiente hanno chiesto una
una relazione dettagliata sulla qualità dell'aria e sui controlli effettuati nell'area industriale di Melilli all'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Il governo vuole vederci chiaro sulla situazione ambientale e su quella produttiva, ma vuole anche capire se tutti i controlli di legge sono stati eseguiti nei modi e nei tempi previsti e dunque se la pioggia oleosa si sarebbe potuta prevedere ed evitare. Al centro delle verifiche regionali ci saranno dunque le condizioni produttive e solo dopo aver acquisito questi dati potrebbero essere presi provvedimenti. C'è preoccupazione anche all'assessorato regionale al lavoro e al welfare in via Trinacri. Agli stabilimenti infatti danno lavoro a circa 7.000 persone fra dipendenti diretti e indotto. Intanto procede l'inchiesta giudiziaria. Nonostante il provvedimento cautelare di sequestro, l'impianto è ripartito. Del resto, se fosse stato bloccato si sarebbe dovuta fermare l'intera raffinazione. La procura ha però imposto di non apportare alcuna modifica allo scopo di verificare attraverso i suoi esperti quali siano state le cause del malfunzionamento che ha portato all'evento. Secondo una prima ricostruzione che è al vaglio degli inquirenti, quella pioggia oleosa altro non sarebbe che una miscela di acqua e prodotti idrocarburici. Nuova impressionante testimonianza sul naufragio del Basian è quella della titolare di un cantiere nautico di Porticello. Al momento della tragedia le vele dell'imbarcazione erano spiegate, racconta la donna, che aggiunge: il veliero non doveva essere lì quella notte, nessuno getta l'ancora in quel posto. Marco Gullà. Quel veliero non doveva stare lì quella notte, questo è un tratto di mare particolare, nessuno ci ancora. A parlare questa signora, Rosalia Orlando, 73 anni, titolare di un cantiere nautico a Porticello. Lei era lì la notte della tragedia, il suo cantiere si affaccia proprio sul tratto di mare che ha inghiottito il veliero inglese. Dico, ma questo tratto di mare dice solitamente non si ancorava mai, lei ha detto? No, perché ma non si ancorava mai, non si ancorava quasi mai. È un tratto di mare abbastanza particolare. No, non è un tratto di mare, solo qua si mettono sempre, ora al dietro e basta. Questa cosa mi sa caro, come camo. Ma c'erano già i lampi allora. Cioè, quindi già la tempesta già era. Sicuramente certo, avranno chiesto, scusa se hanno chiesto alla capitale di entrare. Non potevano trarselo poi, era troppo grosso. Adesso la signora è una testimone del naufragio e il video ripreso dalle sue telecamere è stato prelevato dalla Guardia Costiera. A quanto pare nel video si è visto che si sono aperte le vele con il maltempo e la barca è caduta. Questo c'è, quello che sappiamo è questo nel video. Poi non so come sia successo. Altro non so. Questo è un tratto di mare, insomma, tra virgolette insidioso. La signora diceva poc'anzi che spesso qui non si ancora. Qui spesso non si ancora perché qui il mare è veramente insidioso. Alcune volte le barche si vanno a Coppa Zafferano ad emettersi oppure dietro il castello di Solanto, ma qui mai. Insomma, il Basian si è trovato al momento sbagliato, nel punto sbagliato. A Porticello, intanto, la vita quotidiana sembra essere tornata alla normalità. Ancora siamo increduli, ci dicono alcuni pescatori. L'equipaggio, compreso il comandante Cutfield, da ieri non sono più in Italia. Le ultime 2 hostess hanno lasciato l'hotel Domina Zagarella nel tardo pomeriggio di ieri. Domani, invece, verranno eseguite al Policlinico di Palermo le prime 2 autopsie. L'esito sembra scontato. Sono annegati nel tentativo disperato di uscire dalle loro cabine. Una donna di 68 anni, Santina Vercoco, è morta all'ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto tra Maletto e Randazzo, nel catanese. L'auto sulla quale viaggiava la donna è uscita di strada e si è ribaltata. Sulla vettura c'erano anche 2 figli della vittima, rimasti feriti. E non ce l'ha fatta Mary Gallina, di 35 anni, morta al civico di Palermo dopo un incidente avvenuto 5 giorni fa sulla A20 Palermo-Catania, nella zona di Buonfornello. Il caso del paziente dimesso dal pronto soccorso di Avola, nel Siracusano, con la definizione scritta di Scassamaroni. L'ASP e l'Ordine dei Medici di Siracusa hanno avviato un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente medico responsabile, anche l'Ordine dei Medici appunto. Sentiamo Francesco Loi. C'è chi ha un piede rotto, chi ha la colite e chi rompe i maroni. Nella diagnosi del pronto soccorso dell'ospedale di Avola, la casistica supera la fantasia, così che il referto rilasciato dai sanitari mette nero su bianco la nuova patologia, un foglio di dimissioni che ha fatto il giro del web, suscitando qualche sorriso e tanta indignazione. A ridere poco adesso è il dirigente medico, nei cui confronti l'ASP ha avviato un procedimento disciplinare. Il direttore generale della Spotto, Alessandro Caltagirone,
girone. In una nota bolla il fatto come condotta assurda, che danneggia l'immagine e la credibilità dell'azienda. Un lavoro quotidiano per accrescere la credibilità del sistema sanitario regionale, compromesso da singoli comportamenti. Dall'ASP quindi sono arrivate le scuse al paziente, un giovane 33enne che si era presentato più volte in ospedale, accusando dolore allo stomaco. Non ci sta ad essere definito scassamaroni e ha annunciato querela. Una mancanza di rispetto nei confronti del paziente che si aggiunge a un caso sospetto di malasanità avvenuto qualche giorno fa nello stesso ospedale. Un uomo, poi morto, sarebbe stato rimandato a casa con un infarto in corso non diagnosticato. Per questo la procura ha aperto un'inchiesta. I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per un principio di incendio questa mattina all'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Come vedete dalle foto, il rogo si è sviluppato in un locale lontano dalle aree pazienti e ha interessato materiale dismesso e di risulta in attesa di smaltimento. Le cause sono in fase di accertamento. I primi ad intervenire sono stati gli uomini della squadra antincendi dell'azienda ospedaliera e poi i vigili del fuoco hanno parzialmente evacuato i piani superiori destinati agli ambulatori. Un anno fa la strage di Brandizzo, 15 gli indagati per l'incidente sui binari costato la vita a 5 operai. C'era anche Kevin Laganà, il più giovane, 22 anni, di origine messinese. Il processo, lamentano i familiari delle vittime, non è stato ancora celebrato. Francesco Triolo. Un anno fa, nella notte tra il 30 e il 31 agosto, 5 operai furono travolti e uccisi mentre lavoravano sui binari a Brandizzo, in provincia di Torino, da un treno diretto al deposito in viaggio a 160 km all'ora. Una strage sul lavoro per la quale l'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ivrea, è ancora in corso. Ad oggi sono 15 gli indagati, tra cui 4 società. Investiti in pieno dal treno, non avevano avuto scampo 5 operai della Sigifer, tra cui il più giovane Kevin Laganà, 22 anni, di origine messinese. L'indagine della Procura, guidata dal procuratore capo Gabriella Viglione e dall'aggiunto Valentina Bossi, avviata subito dopo l'incidente, ha passato al setaccio migliaia di documenti, protocolli di sicurezza e testimonianze di operai ed ex dipendenti e le aziende coinvolte. Fin da subito è emerso che gli operai avevano aperto il cantiere prima che venisse data l'autorizzazione ufficiale che la linea fosse bloccata. Sotto accusa finì il capo scorta di RFI Antonio Mazza, che avrebbe dato il via libera alle operazioni, nonostante la dirigente di movimento di RFI Vincenza Repaci gli avesse ripetutamente detto di aspettare a causa del passaggio di un treno in ritardo. Anche Andrea Gilardi Gibini, il capo squadra Sigifer, l'azienda incaricata di effettuare i lavori di manutenzione, venne indagato. Entrambi devono rispondere di disastro ferroviario e omicidio con dolo eventuale. Successivamente gli interrogatori dei colleghi delle vittime portarono alla luce che lavorare sui binari prima che arrivasse lo stop della linea fosse una prassi comune per rispettare i tempi dei contratti di subappalto. A novembre 2023 la Procura ampliò le indagini inviando gli investigatori degli uffici di RFI a Roma e Torino per esaminare le procedure di sicurezza sui binari, le certificazioni che attestano le capacità operative e professionali delle società che operano in subappalto per conto di RFI e la formazione del personale. Un mese dopo l'elenco degli indagati è stato esteso alla CLF, la società di Bologna che aveva subappaltato i lavori alla Sigifer. Oltre alla CLF sono stati indagati 3 manager, tra cui l'amministratore delegato Enrico Peola. Anche a quest'ultimi sono contestati il disagio e l'omicidio colposi. Tutto dovrà essere valutato in un'aula di tribunale, ma il processo ad un anno dalla tragedia ancora non si è celebrato. La Guardia di Finanza ha recuperato ad 1 miglio dalla costa di Lampedusa il cadavere di un migrante privo degli arti inferiori e di un braccio. La salma verrà trasferita ad Agrigento, dove verrà eseguita l'autopsia. Quotazioni del caffè in aumento e rialzi delle materie prime rischiano di spingere nei prossimi mesi il costo al bar della tazzina di caffè verso i 2 euro. A lanciare l'allarme Asso Utenti. Vediamo qual è la situazione a Catania con Emanuela Corsi. È un piccolo piacere quotidiano, per molti un'abitudine irrinunciabile. Il caffè preso al bar o a casa fa parte della nostra tradizione, ma complici l'inflazione e i cambiamenti climatici potrebbe costare molto di più. Lei quanto sarebbe disposto a spendere per un caffè?
80 centesimi. Non di più. Non di più. I rialzi delle materie prime rischiano di spingere nei prossimi mesi il caffè al bar verso i 2 euro a tazzina. Lo afferma Assoutenti commentando l'allarme lanciato in questi giorni dai produttori. Le quotazioni dei chicchi sono aumentate quasi dell'80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend in costante aumento che come sempre si ripercuote sulle tasche dei consumatori. A Catania la media al momento è di 1,20 euro. Rispetto a 10 anni fa siamo 30 centesimi in più. 30 centesimi in più, sì. Si parla addirittura di 2 euro a tazzina. 2 euro a tazzina no, pura utopia. Poi giustamente se il fornitore applica dei rincari, noi siamo obbligati ad applicare dei rincari. Il caffè al bar è sempre un piacere, però sempre più persone stanno scoprendo il piacere di avere la macchinetta a casa, di farsi il caffè un po' come se fosse al bar. Qui ci sono stati gli aumenti. Allora gli aumenti ci sono stati, ma comunque è stata una cosa minima. Non solo caffè al bar e macchinette, c'è chi non si separa mai dalla tradizionale moka. Me lo faccio a casa. Con 25 centesimi me lo faccio a casa e me levo pensiero. Aumenti o meno, c'è chi non vuole rinunciare al caffè in compagnia, che nell'era dei social resta uno dei pochissimi momenti di interazione e convivialità quotidiana. Il sacrificio per il caffè si fa, è uno di quei pochi momenti in cui ancora ci si può parlare con 2 minuti di calma. Quanto è disposto a spendere per un caffè? Io abitualmente ho non più di 1 euro. Quindi se dovesse aumentare... Non ne prendo più. Smette di bere caffè? Perché mi fa male al cuore. Ecco, se invece costa poco? Mi fa bene al cuore. Andiamo alla Villa Bellini di Catania adesso, dove ieri c'è stato il concerto di Antonello Venditti, che si è scusato davanti al pubblico catanese, 5.000 i fan che riempivano la villa per la gaffe con la ragazza disabile. L'ha fatto proprio in apertura di concerto. Vediamo. Messaggio di scuse, il concerto di Antonello Venditti alla Villa Bellini di Catania. L'artista romano in apertura della sua esibizione ha spiegato con rammarico davanti al pubblico catanese quanto accaduto a Barletta con una ragazza disabile, diventato un caso mediatico. Non sono io quello lì, non sono io. E chi voi mi conoscete, quindi non so che fare, sono nudo come un verme e alla gogna di tutti, e questo non è bello. Venditti, che celebra i 40 anni dall'uscita del disco Cuore, ha fatto tappa anche nel capoluogo etneo, dove ha proposto i più grandi successi del suo repertorio. Stare insieme a te è stata una partita, va bene visto tu, e tutto il resto. Il nuovo progetto live e discografico dell'artista ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, riconoscimento del grande valore culturale e sociale di brani come Notte prima degli esami, diventato un vero e proprio inno generazionale. Maturità che avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno, il fitto e il tuo mistero. Il concerto di Venditti chiude la rassegna Sotto il vulcano, aperta dall'esibizione del Volo. Oltre 150.000 complessivamente le presenze per il Catania Summer Fest, organizzato dal Comune di Catania. Adesso ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra poco con lo sport e le ultimissime dal calciomercato. Ritorniamo in studio con il calciomercato. Jérémy Ledouaron è il nuovo giocatore del Palermo. L'attaccante ha firmato e si trova già in città. In uscita Bro al Padova, Rosanero al lavoro per la partita di domenica sera contro il Cosenza. Marco Gullà. Il Palermo ha un nuovo attaccante, ufficiale il trasferimento di Jérémy Ledouaron in Rosanero. L'attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dal Brest. Classe 1998, si tratta di un rinforzo importante per i siciliani, che possono così contare su un attaccante mancino che può giocare sulle due fasce offensive ma anche al centro. Una trattativa lampo nata dopo le difficoltà riscontrate per Tadeo Allende. Il Celta Vigo, club proprietario del cartellino, chiedeva troppo dal punto di vista economico, così il Palermo ha virato su De
Angelo Aron, giocatore che ha anche rinunciato alla Champions League. Ufficiale la cessione di Bro al Padova. Intanto il Palermo lavora in vista dell'esordio casalingo che sarà domenica al Barbera contro il Cosenza. Si è fermato il turco Bania, ma a Dionisi non mancano le alternative. Titolare sicuramente Niccolò Pierozzi. La squadra è forte, lo vedo negli allenamenti. Poi cosa possiamo fare, quello lo scopriremo domenica dopo domenica, perché purtroppo lo decidono i risultati, però vedendo il nostro atteggiamento la settimana uno ha la sensazione che questa squadra può essere forte, siamo forti in tutti i reparti, siamo poi ragazzi seri e anche venendo da fuori un gruppo solido che ti trasmette la voglia di far bene, e quindi dalle sensazioni che uno ha posso solo dire che questa squadra mi sembra tanto forte. Poker di acquisti per il Catania nelle ultime ore di calciomercato. Sono rosso-azzurri gli attaccanti inglese Stoppa, il centrocampista De Rose e il difensore Gega. Sergio Colosi. Matteo Stoppa, Ertion Gega e Francesco De Rose sono nuovi calciatori del Catania. Ufficiale anche l'acquisto di Roberto Inglese, perfezionato ieri. Il club rossazzurro cambia pelle e si rinforza ulteriormente dopo i recenti arrivi di Raimo, Gimenez, Montalto, Guglielmotti e Lunetta. Stoppa, attaccante di quasi 24 anni, ha firmato un contratto triennale. Proviene a titolo definitivo dalla Sampdoria, dove ha giocato la scorsa stagione prima di trasferirsi a Catanzaro, raggiungendo i playoff promozione. Ha militato in Serie C dal 2021 al 2023 con Juve Stabia e Vicenza, firmando complessivamente 20 gol e 14 assist. Ha debuttato in terza serie con il Novara e disputato la B con Pistoiese e Palermo. Dalla Sampdoria con accordo biennale arriva anche il difensore centrale albanese Gega, di 23 anni, trasferito in Italia nel 2017, con esperienze in C con Teramo, Cavese, Vispesaro e Alessandria. Dopo una lunghissima trattativa, il tecnico toscano può finalmente abbracciare il centrocampista Francesco De Rose, fresco protagonista della promozione in B del Cesena. De Rose, 37 anni, ha portato sempre grande esperienza in club di Serie B e C, dal Palermo alla Reggina, dal Sud Tirolo alla Casertana, dal Cosenza al Lecce. A queste 3 operazioni in entrate si aggiunge l'ufficialità dell'attaccante Roberto Inglese dal Parma, con un passato in Serie A tra Napoli e Chievo Verona, per un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Catania re del mercato di Serie C nelle ultime ore di trattative, con Faggiano autore di colpi di categoria superiore. Il Messina, che cerca un jolly d'attacco, ha chiesto notizie su Simone Edera, ma potrebbe affidarsi al mercato degli svincolati. Il Trapani ha ceduto il difensore Bolcano al Grosseto in Serie D. E sempre in queste ultime ore di calciomercato il Catania ha ceduto a titolo definitivo al Trento l'attaccante Samuel Di Carmine. Inoltre si congeda dalla società rossazzurra il calciatore Giuseppe De Luca. E questa era l'ultima notizia. Io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi ringrazio per essere stati con noi. Un buon proseguimento di serata. Arrivederci.